da Piazzola sul Brenta, anche solo per andare a Padova, devo andare con un mezzo mio proprio oppure con un mezzo a noleggio. Perché non ci sono i bus? Perché non ci sono gli autobus accessibili. Ho provato a chiamare, a sentire, ma non c'è stata una soluzione. Katy Zecchina, a causa di un brutto incidente tanti anni fa, è rimasta bloccata sulla sedia a rotelle. Ai nostri microfoni fa questa denuncia, facendosi portavoce di tutte le persone con disabilità che abitano nell'Alta Padovana. Per loro è difficilissimo muoversi. Katy, grazie alla sua forza interiore, il suo spirito, la voglia di ricominciare e a una giustizia che le ha riconosciuto il giusto risarcimento, ha potuto permettersi un furgone, ma tanti disabili non possono farlo. E questo provoca una rabbia immensa perché negli altri paesi i servizi ci sono. La cosa che mi ha colpito di Malta è che tutti gli autobus erano accessibili e in questi 2 mesi sono andata da nord a sud, da ovest a est, senza nessun problema, mi sono spostata in completa autonomia. Katy si sta occupando di un progetto della Regione Veneto di inclusione lavorativa per persone con disabilità. Il 14 maggio a Piazzola ha organizzato Creativamente Abili. Chiede una cosa semplice alle istituzioni: aiutate e pensate a chi ne ha più bisogno. Sono tante le persone che hanno bisogno e che giustamente dovrebbero muoversi con serenità nel territorio. Lanci un appello, no, a tutte le istituzioni per i bus, ma non solo. Un appello: rinunciate a qualcosa superficiale per voi per darlo a chi ne ha veramente bisogno.